Amo, siamo pronti? Siamo quasi pronti. Vero Tabù, diglielo? Tabù, ho già visto una. Questa è la tua mascherina. Prego. Thank you. Ecco, ho trovato l'attacco che ci porta all'anello di oggi. Siamo partiti da Campo Muletto e adesso saliamo per di qua. Non è facile da vedere, però vedo già, intravedo un segno Kai. Questo ci aiuterà. Oggi facciamo un bel anello che parte da Campomuletto ma anche da Campomulo. In questo caso noi siamo partiti da Campomuletto perché vogliamo farvi vedere una bella chicca che si trova su questo bosco qua. Guarda che buchi che ci sono qua, bisogna stare attenti, soprattutto con i cani. Siamo in territorio carsico, quindi è pieno di ste cose. Dolina. Se caschi nella dolina la passeggiata va in rovina. Io devo smetterla con queste cose. È una malattia. È una cosa brutta. Qua ci sono delle belle scalette in legno. Allora, oggi si va da Dio, innanzitutto perché andiamo in salita e poi perché le foglie sono secche. Quando piove e vai in discesa praticamente è uno scivolo, la fai di culo. Siamo arrivati alla cava. Qua vicino c'è un posto segreto, anzi un po' dimenticato. Bellissimo, una chicca, sono i labirinti del Brustolà. Sono ottimi per fare delle foto originali. È un paesaggio incredibile. Il punto d'accesso resta proprio qua dietro. Da qua si va ai labirinti del Brustolà. Guardate che bella, sembra un teatro. C'è anche una pianta in terra, però è normale in questo momento, per cui vediamo se troviamo la strada, cavolo. Lo sai che non si trova? Accidenti, non la troviamo la strada. Allora, bisogna stare un po' attenti, non è segnato benissimo, ma come riferimento c'è questo pallino blu. Ecco qua c'è un altro pallino blu, seguiamo questo, non è facile da vedere, qua c'è un piccolo precipizio e qua è molto affascinante, uno strettoio. È proprio Molto stretta. strettoio. Cacchio! Non ci faccio! È lo zaino, toglilo. Beh, se non ci passi te, figuriamoci io. Wow. È suggestivo qui. Sì. Ok, no, togliendo lo zaino si passa. Dai, girati. C'è il gimbal, sta andando un po'. E questo è un canyon di roccia. Quindi sono tutte formazioni carsiche e alcune di queste sono state utilizzate durante la guerra mondiale. E infatti qua si vede che questo è un muro costruito a secco proprio. Anche un leggero freschino, va bene. Tabù dov'è? Davanti. Ok, tienilo d'occhio. Tabù. Un po' di alberi caduti. Ma che bello. Ah, c'è una galleria. Ah, questo. Che meraviglia. Adesso arriviamo in un punto proprio bello per fare le foto. Eccolo. Arrivo. Qua c'è un punto strepitoso che adesso andiamo a vedere, poi si prosegue di qua però. Si va a destra. Wow, Oh, che meraviglia. incredibile. È altissimo qua, eh? Sì. Fa impressione.
Visto che posticino, ragazzi, proprio bello qua. Da che parte? L'importante è seguire sempre il pallino blu, quindi si va a sinistra. Questa è una deviazione sul sentiero che dobbiamo fare oggi. Il sentiero in effetti è adatto a tutti, questa parte è un po' meno, quindi state all'occhio con bambini piccoli, oppure se soffrite un po' di claustrofobia o di vertigine, magari qua forse è meglio non venire. Qua c'è da fare un passetto piccolo, ma è su un vuoto impressionante, ragazzi. E Tabù salta. Siamo arrivati nel primo punto panoramico. Lì si vede la piana di Marcesina. C'è ancora un po' di rosso. Adesso proseguiamo verso il pallino blu. E qua ci sono degli scalini immaginari da interpretare molto attentamente, perché ci sono un po' dei crepacci. Ecco qua, così. E io come faccio? Fatti vedere. E questa è la tecnica Susanna per non sbagliare sedersi. Sì, perché sono tutti buchi, almeno vado sul sicuro. Brava. Però è bello, eh? Sì. Vai Tabù, giù di qua, ce la fai? Adesso andiamo a vedere il clou. Wow! Oh mamma, che spettacolo! Tabù si è già messo in posa. Sì, ma infatti non so, l'ambientazione si potrebbe usare in tante maniere. Oh, lo terreno un pochino anche di là. Voilà! Questo posto è bellissimo. Bene, visto che meraviglia, ragazzi, allora abbiamo finito la deviazione, adesso torniamo un po' sui nostri passi e riprendiamo il sentiero di oggi. Oh, attenzione. Quindi proseguiamo. Dritto. Sì. Adesso dobbiamo aumentare il passo, perché sennò non ce la facciamo a fare tutto il giro. E in 10 minuti usciamo dal bosco e arriviamo a questo incrocio qua. Adesso andiamo a destra, perché a sinistra torniamo verso Campomulo. Quindi vediamo i cartelli. Noi veniamo da Campomuletto e adesso andiamo verso la Casara, Fieretta e Malgafiara. Bello, no? Sì. Siamo arrivati alla Casara Fieretta. Ciao! Ciao! E noi proseguiamo dritti. E qua la strada comincia un pochino a stringersi e a diventare un po' più verde, un po' più sentiero. Stasera sarai stronco, lo so già. Questa prateria qua sotto in primavera è una distesa di colori, però è bella anche così, in stile modalità lunare. Quando sull'altopiano vediamo questi avvallamenti sono di due tipi, o carsico
o probabilmente bombardamenti della prima guerra mondiale. Quindi pensate, bombardamenti che dopo 100 anni ancora segnano completamente questo territorio qua. Qua a segnare il percorso ci abbiamo l'omino, anche se comunque si vede bene. Grazie a chi ha fatto l'omino. Muy bello. Un vecchio cartello. Questi sono i cartelli che piacciono ancora a me. Malgafiara. Andiamo là. Qua si torna dentro il bosco di nuovo. Cartelli che piacciono a Andri. Mi controlli se ho lo zaino aperto? Sento qualcosa che batte. Tutto chiuso? E con precisione, che non l'abbiamo detto, ci troviamo a Gaglio sullo splendido altopiano di Asiago. Stiamo percorrendo una vecchia mulattiera che è scivolosissima. Non manca molto alla maglia ormai. No, ormai siamo quasi in Malgafiara. Ragazzi, questa è una conca freddina, molto freddo e tutto bagnato qua. In inverno infatti mi ricordo che è sempre gelido, ci sono le nebbie perenni in questo spazio qua. Che passaggi belli! A me mi divertono i passaggi con le curvette, con i tornanti. Anche questa è la zona gelida, delle nebbie perenni basse. Anche quando c'è il sole, qua fa effetto frigo, ci sono tutte le nebbie basse, di quelle nebbie che arrivano al ginocchio, che sono perfette anche quelle per fare delle foto stratosferiche. E le mani congelate? Sì. Uno dei problemi qua, di quando fa sempre freddo, è che io arrivo in questi posti sempre con le batterie a terra, finite. Perché quando arrivo qua ho già scattato e girato 1000 immagini e mi frega sempre, dovrei portarmi dietro 1 chilo di batterie ogni volta. Eccoci. Malgafiara. Beh, è stata una bella passeggiata anche quella di oggi, no? Molto bella, ragazzi, siamo arrivati in Malgafiara, è quella che vedete là dietro. Quindi noi il video lo concludiamo qua. Per ritornare facciamo un anello che è una strada semplice dove passano anche macchine, per cui il bello l'avete già visto. Sì, il sentiero è molto carino, è panoramico, poi simpatici sono i labirinti. Io penso che vi divertirete a farlo. Quindi ricordatevi, se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, grazie di averlo visto fin qui. Ciao! Ciao, alla prossima! Alla prossima!